Una sfida sulla carta impari, da una parte le campionesse di tutto che hanno conquistato per 2 stagioni consecutive il triplete a livello nazionale, hanno cominciato la stagione aggiungendo un altro trofeo alla propria bacheca e sono reduci da una roboante vittoria. Dall'altra una squadra che nonostante un netto miglioramento a livello di prestazioni e personalità fatica a concretizzare la mole di gioco prodotta ed è ancora alla ricerca del primo successo in campionato. Pallone verrà giocato dall'audace di Andrea Rossi che appunto dopo un match un po' grigio, un po' difficoltoso qui al Pallaluppi Patotina 2 settimane fa contro il Cagliari, con la seconda sconfitta consecutiva dopo quella del Pomposelli, può affrontare Tampa, Pomposelli cerca la giocata, Pomposelli è dell'audace Verona, il primo tiro nello specchio della porta. Attenzione alla grande giocata di Renatigna nello stretto, ancora Renatigna, salta 2 avversari, Renatigna va a calciare a Marta Verdù-Agnon e lancia dunque De Cao, attenzione a De Cao che sul lancio impressionante della squadra di Marzuoli e poi sta provando a ripartire, lo sta facendo bene, lo sta facendo ancora, un 2 contro 1, De Angelis verso De Cao, ancora De Cao che cerca di tornare da De Angelis, rientra in possesso di palla, De Cao porta il pallone sul mancino, cerca di calciare, ha capito tutto e concede Arakawa, entrata sul parquet, spreca il corner, può ripartire il Bitonto che si può azionare con Diana Santos che allarga da Grieco, Grieco non perdona il Bitonto che al 7° minuto del primo tempo va avanti con il quinto gol stagionale di Alessia Grieco, 0-1. Ferreira, ancora la conclusione, poi Lussileia che cerca di coordinarsi, lo fa poi in un secondo tempo e trova il raddoppio per il Bitonto all'11° minuto. La regina Lussileia 2-0. Cambi di posizione da parte delle giocatrici neroverdi, ancora Mansueto, la palla verso Pernazza che cerca. Giulia Dos Santos sbaglia il gol di Mansueto che al 18° fa 3-0, firma il secondo gol stagionale con un destro bellissimo che va ad infilarsi, cerca di saltare Biasiolo che va in scivolata, un po' in difficoltà per diverse deviazioni prima del suo intervento Verdù, riesce comunque a metterci una pezza l'estremo difensore spagnolo. La giocata di Pomposelli molto bella, si attarda poi e indugia in un dribbling di troppo, forse la numero 2, fermata da Grieco, poi ancora Mansueto, ancora Grieco, gran giocata su Biasiolo, fermata poi e di Pomposelli va a finire il primo tempo, la prima frazione di gioco. Nicoletta Mansueto a triplicare e a punire un errore in disimpegno della Dacia Verona. Battuta il movimento di Renatigna a venire fuori ad uscire dai blocchi, ancora Diana Santos che fulmina Verdù, 4-0. Giornata in attesa del tiki-taka domani. Renatigna ancora verso Lussileia che va a calciare a botta nel match di settimana scorsa contro il Molfetta, ci prova poi Tampa che va a superare Verdù per la quinta volta con uno splendido destro secco sul primo palo, a spiazzare praticamente l'estremo difensore spagnolo, 5-0. Se non vado errato da parte di Zandonà indirizza il pallone verso Tampa, ancora De Cao verso Zandonà, la palla per Giulia Ferreira che non trova il gol, dà soltanto l'illusione della rete. Angelis, sono poi spiegate le due, non ha estratto cartellini, giustamente direi Faiella. Recupera palla Renatigna, attenzione che la porta resta sguarnita, Renatigna trova la porta e si iscrive anche lei nel tabellino, 6-0 all'11°. Ora in modalità risparmio energetico, attenzione a Lussileia, Lussileia che calcia, non calcia nel migliore dei modi, ma in porta c'era Pomposelli che non può far altro che... Ancora Biasiolo in verticale da De Angelis, bella palla, Biasiolo calcia, c'è un autentico miracolo da parte di Josi De Oliveira, straordinario intervento di un grande portiere, attenzione a De Angelis, splendido anche questo spunto da parte della 22, a favore del Bitonto, zona d'attacco, lato sinistro del fronte offensivo, il tiro strepitoso di Mansueto che trova l'8-0, doppietta personale anche per la 22, meraviglia di Mansueto, 8-0. È entrata sul palo, attenzione a Biasiolo, Biasiolo che può involarsi, Biasiolo davanti a Josi De Oliveira, Biasiolo calcia e trova il gol, il meritato gol per l'Audace Verona, un gol che fa ben sperare per il futuro dell'Audace, un gol che premia gli sforzi della squadra di Andrea Rossi. Biasiolo con il primo gol in campionato, 1-8, con Renatigna che poi la salta
con Renatigna, Renatigna allarga per Lussileia, Lussileia, Renatigna, 9-1, grande scambio tra le due giocatrici, forse regine della squadra, anzi, per un grande match da seguire ovviamente su Futsal TV e sul canale ufficiale della Divisione Calcio a 5, canale YouTube ufficiale della Divisione Calcio a 5, il Pescara, Bitonto Pescara. Suona la sirena, si chiude quindi qui il match valevole per la quinta giornata di Serie A Fables.